Appuntamento social con rissa. Girano ancora sul web le scene degli scontri tra adolescenti in pieno giorno, immagini diventate virali e che testimoniano quanto avvenuto sul parcheggio del centro commerciale Palladio a Vicenza. A una settimana di distanza gli investigatori della polizia arrivano a identificare 4 minorenni che sono stati denunciati, 2 maschi e 2 femmine. E sono stati individuati appunto e segnalati non solo all'autorità giudiziaria minorile ma anche ai servizi sociali. Fanno parte di famiglie assolutamente normali, sono tutti studenti delle scuole superiori vicentini che non hanno alcun problema di carattere giudiziario o di carattere familiare, ma che molto probabilmente per cause che non sta alla polizia a ricercare non trovavano di meglio per passare il tempo che darsi appuntamento per picchiarsi in maniera violenta. Sono in corso altri accertamenti finalizzati ad individuare anche i giovani che hanno assistito istigando i protagonisti appunto a colpirsi e che hanno filmato quello che è successo e hanno diffuso questi filmati. In effetti, attorno ai 4 denunciati c'erano tanti altri giovanissimi, una cinquantina. C'è chi ha fatto da spettatore, chi incitava prima le ragazzine a prendersi per i capelli e a picchiarsi selvaggiamente, poi i 2 maschi a fronteggiarsi senza esclusione di colpi, e chi, compiaciuto, ha ripreso col telefonino la rissa, i pugni, i calci, gli spintoni, per poi postare i video dei combattimenti sui social. Ed è proprio sui social che sarebbe nato l'appuntamento tra bande per scatenare la violenza. Sì, questo è quello che abbiamo potuto appurare e tra l'altro il risalto mediatico che ha avuto la prima vicenda non è servito, non è bastato ad evitare che questi ragazzi si volessero rincontrare anche sabato scorso e proprio l'intervento del dispositivo di polizia che abbiamo predisposto ha impedito che questi fatti si potessero ripetere. Un fenomeno preoccupante, un segnale inquietante, quello degli appuntamenti sui social per scatenare risse da riprendere e poi postare sul web, l'ultima frontiera di un modo diffuso con cui i giovani si divertono e che indica che c'è qualcosa a livello sociale ed educativo che non funziona. Per questo Tutto quello che è stato appunto individuato ed accertato verrà segnalato ai servizi sociali.